Stato, il gonfalone della città di Lentini, i labari di vessilli delle associazioni combattentistiche d'arma. Fanno ingresso sul luogo della cerimonia il prefetto di Siracusa, la dottoressa Giussi Scaduto, accompagnata dal comandante marittimo Sicilia, l'ammiraglio di divisione Andrea Cottini, e dal sindaco della città di Lentini, dottore Rosario Lo Faro. Schieramento attenti. Onori al prefetto di Siracusa. Gli studenti Guarnaccia Gioele e Ludovica Deus-Schitt dell'Istituto Moncada di Lentini leggeranno il messaggio del signor Presidente della Repubblica ai prefetti. Schieramento Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno. Cari prefetti, rivolgo il mio saluto a quanti, ricoprendo pubbliche responsabilità, espressioni della società civile, cittadini, celebrano oggi la Festa della Repubblica, nel 77° anniversario della scelta operata dal popolo italiano all'insegna del rinnovamento della democrazia. Ricorrono anche 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri nella nostra comunità. Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per il prezioso contributo che offrite, nei diversi contesti territoriali, alla concreta attuazione dei valori costituzionali di libertà, eguaglianza e solidarietà. Ancora, nelle scorse settimane, con instancabile impegno, in occasione dell'emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l'Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, i prefetti, insieme agli enti regionali e provinciali, ai sindaci, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, agli enti di soccorso, al mondo del volontariato, al fianco dei territori feriti dagli eventi, hanno dato testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità. È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi, con uno sguardo che sappia sempre guardare oltre l'emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini. Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili a questo fine, così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da queste messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una logica di origine alto. Le vicinanze alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità, per migliorare, a partire dai contesti più difficili, la qualità della vita nei territori, con l'attenzione particolare ai fenomeni di degrado e alle situazioni di disagio sociale, soprattutto dei giovani e degli anziani, è tema che interpella le prefetture, con effetti positivi sulla coesione sociale e la sicurezza della comunità. La mediazione sociale, l'ascolto e il dialogo con tutti gli attori sono preziosi per affrontare la questione del lavoro oggi, per l'affermazione della legalità, nel contrasto a ogni forma di sfruttamento, assicurando ogni sforzo per elevare la sicurezza delle condizioni lavorative.
promuovere la realizzazione in concreto dei principi di buon andamento e di imparzialità, favorendo le cooperazioni burocratiche e il funzionamento degli apparati pubblici. È compito di impulso che appartiene di buon diritto alle prefetture, uffici territoriali del governo. Nel rinnovare i sentimenti di gratitudine della Repubblica per l'opera prestata, giungano ai prefetti e il loro tramite a quanti si adoperano al servizio del bene comune. Auguri di buon lavoro. La studentessa Giulia Giuffrida e lo studente Alessio Sarcina del liceo Giorgia Vittorini leggeranno il messaggio del signor Presidente della Repubblica alle Forze Armate. Schieramento Este! Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo di Dragone, il seguente messaggio. Celebriamo oggi il 76esimo anniversario della nascita della Repubblica, i valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta Costituzionale, di cui ricordiamo i 75 anni di vita. Continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole, protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l'azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo. La comunicazione di intenti è la sinergia che esprimono con i contingenti di altri paesi, nell'ambito delle missioni determinate della comunità internazionale, sono elementi cruciali per la costruzione di un'architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilità sociale e benessere collettivo. L'orizzonte di una difesa europea realmente integrata è la nuova sfida che attende le Forze Armate. I riconoscimenti degli alleati e dei paesi amici, la stima e l'affetto delle popolazioni che i nostri militari assistono, sono prova eloquente della qualità del loro impegno e della credibilità conquistate nelle missioni di pace e di sicurezza al servizio del bene comune. Ad oltre un anno di distanza, la Repubblica Italiana, insieme alla comunità internazionale, è ancora impegnata a contrastare l'aggressione condotta dalla Federazione Russa al popolo ucraino. L'Italia è fermamente schierata per la difesa della sua libertà, integrità territoriale e indipendenza, perché non vi sia un futuro nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del più forte. Un'ordinata comunità internazionale non può che basarsi sul rispetto di questi principi. Nel ricordo di quanti hanno donato la vita per difendere e diffondere questi valori, rivolgo il mio pensiero a tutti i caduti e alle loro famiglie. Il loro esempio ci guida e sollecita l'impegno per le giovani generazioni di soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri per preservare e rafforzare per il futuro nell'assolvimento del compito cui vengono chiamati dalle libere istituzioni le condizioni di pace e benessere che abbiamo costruito. In questo giorno di festa formulo a tutti gli appartenenti alle Forze Armate di ogni grado e ordine con sentimenti di gratitudine per il servizio svolto il più fervido augurio. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica! Ha ora luogo la consegna delle onorificenze. È insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica la dottoressa Donatella Capizzello. Consegnano l'onorificenza il prefetto di Siracusa, dottoressa Giussi Scaduto, il presidente del Tribunale di Siracusa, dottoressa Dorotea Quartararo, e il procuratore della Repubblica di Siracusa, dottoressa Sabrina Gambino. La grande competenza, unita all'estrema professionalità e alle straordinarie qualità umane, hanno qualificato il determinante contributo della dottoressa Capizzello, che si è sviluppato in ambiti di intervento plurimi. Durante la fase dell'emergenza epidemiologica, l'apporto assicurato con grande spirito di abnegazione ha efficacemente concorso ad una capillare campagna di somministrazione dei vaccini alla popolazione della provincia. Nella risoluzione delle molteplici criticità connesse agli sbarchi di migranti presso le coste di questa provincia, la stessa ha sempre rappresentato un punto di riferimento sicuro ed affidabile per tutte le istituzioni.
primo. Si può girare verso di loro, per favore? È insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il dottore Nunzio Garro. Consegna l'onorificenza il sindaco di Lentini. Schieramento, attenti. Per i suoi meriti professionali nell'ambito lavorativo. Schieramento, primo. È insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il signor Francesco Lombardo. Consegna l'onorificenza il Questore di Siracusa. Schieramento, attenti. Con grande senso del dovere e spirito di sacrificio ha assicurato un notevole apporto professionale all'amministrazione nel perseguimento degli obiettivi strategici di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'economia legale, anche nel corso dell'emergenza epidemiologica. La sua dedizione e abnegazione, unite all'encomiabile senso delle istituzioni, fanno del funzionario in parola un sicuro e prezioso riferimento anche per l'intero territorio, contribuendo ad elevare l'immagine dello Stato in termini di serietà, affidabilità ed efficienza al servizio del cittadino. Schieramento, primo. È attribuita la medaglia d'onore in memoria del signor Giuseppe Messina, internato in un lager nazista. Ritirano l'onorificenza le figlie, le signore Maria Assunta e Paola Messina. Consegna la medaglia il comandante provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Schieramento, attenti. Nato a Palazzolo Acreide, il fante Giuseppe Messina ha partecipato nel 1943 alle operazioni di guerra nei Balcani. Catturato dai tedeschi nel medesimo anno, è stato condotto in Germania ed internato nel lager nazista Stalag Terzo A di Luckenwalde. È rientrato in Italia nel 1945. Schieramento, primo. È stata tributata la medaglia d'oro per le vittime del terrorismo al signor Scala Gaetano. Consegna la medaglia il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa. Schieramento, attenti. Concessa dal Presidente della Repubblica con decreto 1 agosto 2022 in conformità alla legge 29 novembre 2007 numero 222 per le idee e per l'impegno morale dell'intervento verificatosi a Baffa, Afghanistan il 18 giugno 2012. Schieramento, primo. Al contrario, signor. Ha ora luogo la cerimonia dell'ammaina bandiera. Il rappresentante della consulta provinciale degli studenti, Rosario Crisci, e lo studente Giuseppe Vacirca del liceo Giorgia Vittorini, accompagnati da un militare della Marina Militare e da un vigile del fuoco, procederanno alla cerimonia dell'ammaina bandiera. Schieramento, attenti. Onore alla bandiera. Ammai la bandiera.
rientra. Schieramento, qui. Prende la parola il sindaco della città di Lentini. Buongiorno, porgo i saluti a Sua Eccellenza il Prefetto, al Comandante del Comando Marittimo di Sicilia, Ammiraglio Divisione Contini, e lo ringrazio per la disponibilità per l'organizzazione di oggi. Saluto le forze militari dell'Esercito e della Marina Italiana, le forze di polizia e le forze armate, le istituzioni civili presenti, le associazioni di volontariato, le associazioni combattentistiche ed altre, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i ragazzi del mondo scolastico cittadino e i cittadini presenti. Permettetemi di ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, la dottoressa Giussi Scaduto, per aver voluto festeggiare la festa della nostra Repubblica nel cuore della nostra città, con questa manifestazione itinerante che simbolicamente ci unisce. Oggi, 2 giugno 2023, si celebra la festa della Repubblica e oggi la nostra Repubblica compie 77 anni. Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica perché in quel giorno si svolse il referendum costituzionale con il quale si chiese agli italiani di scegliere tra la monarchia e la Repubblica. Fu la prima volta che si votò con il suffragio universale, poiché in quella circostanza fu riconosciuto il diritto di voto anche alle donne. Il risultato che uscì fuori alle urne vide vincitrice la scelta per la Repubblica, che ottenne oltre il 54%, anche contro il voto del Sud Italia che scelse invece la monarchia. In Sicilia il voto in favore della monarchia fu unanime, ad eccezione della nostra Lentini, in cui il risultato referendario fu invece in favore della Repubblica con la percentuale dell'oltre 65%. Da quel 2 giugno iniziò un cammino di speranza verso un futuro di pace, democrazia e libertà. Ma non fu e non è un percorso semplice. Il Paese ha attraversato fasi complesse, difficili, che hanno messo a dura prova il giovane senso di unità sancito da quel referendum del 1946. Ma è proprio in momenti come questi che gli italiani sanno dare il meglio di sé. Sanno tirare fuori le qualità migliori, riuscendo sempre a rialzarsi, a guardare al domani con fiducia, a rimborcarsi le maniche e costruire mattone dopo mattone il proprio futuro. Recentemente la pandemia ha dimostrato da un canto la nostra fragilità, ma dall'altro la nostra capacità di resilienza. Oggi l'Italia ha una grande possibilità. Gli enti locali, spina dorsale dello Stato, hanno una grande possibilità costituita dai fondi del PNRR, che potranno permettere al nostro Paese di ridarsi una struttura più funzionale e moderna e permetteranno alle amministrazioni locali di realizzare opere e trasformazioni che diversamente non si potrebbero attuare. Per riuscire in questa impresa, per affrontare e superare le sfide, sarà necessario, come ha scritto il Presidente della Repubblica, fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile. E in questa complessa rete di rapporti lo Stato interviene attraverso la preziosa opera dei prefetti, che sul territorio hanno il difficile compito di testimoniare la solidarietà delle istituzioni nei confronti delle famiglie con fragilità e verso le situazioni di disagio sociale e dei giovani. E nella nostra provincia la guida preziosa e sicura del nostro prefetto, con la sua particolare attenzione al mondo della scuola e a un dialogo costante con gli studenti, anche i più giovani, con la sua disponibilità all'ascolto dei sindaci e delle comunità che rappresentano, costituisce un importante punto di riferimento per ogni amministratore locale. I sindaci in questo contesto, come rappresentanti delle istituzioni e della politica, hanno il difficile compito di rinforzare la fiducia dei cittadini
nei confronti degli organi istituzionali e politici, ponendosi come interlocutori credibili tra le collettività che rappresentano e le istituzioni statali, ricreando un clima di dialogo e di cooperazione con la comunità, non più supina destinataria di decisioni, ma protagonista delle scelte. Ed è con questa sinergia che è possibile realizzare i principi fondamentali della nostra Costituzione. Viva l'Italia e viva la Repubblica! Il prefetto di Siracusa, la dottoressa Giussi Scaduto, accompagnata dal comandante marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini, e dal sindaco della città di Lentini, dottore Rosario Lo Faro, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento aperto. Onori al prefetto di Siracusa. Schieramento riposo.